evidentemente hanno rilevato delle potenziali criticità in questo decreto, ma che verrà presto corretto, riscritto e ripresentato. Quindi soltanto un rinvio a quella che è una soluzione che è doverosa. Così il sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto sull'ennesimo capitolo della questione Autovelox, dopo lo stop da parte del ministro Salvini dello schema di decreto trasmesso a Bruxelles, documento che prevedeva l'omologazione d'ufficio di tutti gli apparecchi approvati da giugno 2017, mentre tutti gli altri si sarebbero dovuti spegnere fino al completamento del processo di omologazione. Una questione ingarbugliata, quella degli Autovelox, originata dal paradosso tutto italiano in base al quale tutti gli Autovelox sono autorizzati dal Ministero ma non sono omologati, e non lo sono perché mancano i parametri di omologazione. Fino a qualche mese fa l'autorizzazione veniva equiparata all'omologazione. Con il nuovo codice della strada questa equivalenza è venuta meno, aprendo la via ad una marea di ricorsi dei multati. Basterebbe davvero poco, intanto per mettere al sicuro le amministrazioni comunali e poi per far chiarezza da un punto di vista normativo. Noi siamo ben contenti di omologare le nostre tecnologie nel momento in cui ci saranno i parametri. Fino a quando non verranno stabiliti, però chiediamo che venga ripristinata che autorizzazione e omologazione sono equivalenti. Fino comunque a quel momento il Comune di Treviso sta dalla parte dell'Associazione Vittime della Strada, quindi per noi gli autovelox rimangono funzionanti. Il sindaco si appella comunque ai cittadini affinché, autovelox o meno, rispettino i limiti di velocità, perché spesso ne va della vita delle persone. Ricordo che tra coloro che fanno ricorso ci sono anche automobilisti che sfrecciano a 200 km orari nella tangenziale di Treviso, quindi non è una questione di qualche chilometro orario, ci sono violazioni anche importanti che assumono dei comportamenti molto pericolosi, che però rischiano di trovare degli appigli, dei cavilli che gli consentono addirittura di fare ricorso e in alcuni casi anche di vincere.